L'addio ad Adriano Scandellari, il 57enne ingegnere di Enel Green Power, morto il 9 aprile nell'esplosione della centrale idroelettrica di Suviana nell'Appennino bolognese, sarà sabato 20 aprile nella chiesa del suo paese, Ponte San Nicolò, alle 10:30. A celebrare le esequie Don Daniele Cognolato, il parroco che ben conosceva Adriano per il suo impegno come vicepresidente del Consiglio parrocchiale e legato a lui da un profondo sentimento di amicizia e stima. Venerdì sera invece si terrà una veglia di preghiere in sua memoria. Non è ancora chiaro quando rientrerà la salma, che al momento si trova all'obitorio di Bologna. Il sindaco di Ponte San Nicolò, Martino Schiavona, per la giornata di sabato ha stabilito il lutto cittadino. Bandiere a mezz'asta e negozi chiusi, come chiuse saranno le strade attorno alla chiesa durante il funerale. Il corpo di Scandellari è stato ritrovato 2 giorni dopo la tragedia al piano -9 della centrale di Bargi, devastata da un'improvvisa esplosione. L'ingegnere è rimasto schiacciato dal solaio mentre stava cercando di scappare per mettersi in salvo. Rimangono invece stabili ma gravi le condizioni dell'altro padovano rimasto coinvolto nell'incidente sul lavoro. L'ingegnere di Noventa Padovana Stefano Bellabona, il sindaco Marcello Bano aggiorna sulle condizioni di salute del suo concittadino. Non può essere trasportato per il momento ancora a Padova, le condizioni, queste sono quelle dichiarazioni ufficiali, sono gravi ma stabili e questo insomma continua a farci sperare per un esito positivo.